Buonasera e ben trovati qui al Dorando Petri per la 17ª e ultima giornata casalinga e penultima di campionato in cui i ragazzi di Mirko Bertolucci affronteranno il forte di Roger Molina Portugal, reduce da un netto 4-0 contro il Salerno, mentre la Pumas ha incontrato qualche difficoltà ma poi si è imposta per 2-0 contro il Quadrato di Enrico Bernardini a Prato. Io sono Paolo Lazzarini e alla regia Luis Carrieri. Passiamo ora alle formazioni. Per la Pumas Ancora, Thomas Mechini, Michele Pesavento, Filippo Cardelli, Francesco Rugani, Giovanni Pesavento, Nicola Spezzini, Elia Cardella, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri, Filippo Poletti, allenatore Mirko Bertolucci. Per il Forte dei Marmi, Leonardo Bertozzi, Diego Cerceres, Roberto Maggi, Brando Del Medico, Piercarlo Cacciaguerra, Mattia Bicicchi, Lorenzo Giovannelli, Germán Reinuba Balestrero, Thomas Giovannelli, Raffaello Ciupi, allenatore Roger Mulina. Tutto pronto dunque, le ultime indicazioni dei rispettivi tecnici e i saluti di rito. Lo starting five del Forte dei Marmi vede in pista il portiere Bertozzi, poi Balestrero, Bicicchi, Cacciaguerra e l'esperto giocatore Maggi. Mentre per la Pumas ci sarà il solito Thomas Mechini in porta, Pezzini, i fratelli Pesavento e Carrieri. Tutto pronto dunque. Sulla battuta si appresta a iniziare la gara il Forte dei Marmi con il tocco di Bicicchi. Ecco che Bicicchi scambia con Balestrero, poi Balestrero lancia Cacciaguerra sulla sponda sinistra, si ferma, Cacciaguerra subisce la pressione vincente di Giovanni Pesavento. Sempre molta personalità da parte del giovanissimo giocatore di Mirko Bertolucci. Tanto porta il blocco per il fratello che scocca il tiro deviato da Cacciaguerra. Sarà dunque una rimessa di seconda per la Pumas dal vertice dell'area di rigore. Pesavento scambia con Carrieri. Retropassaggio a dare a respira la manovra per Pezzini, cerca il tiro Pezzini, lo trova, risponde Bertozzi con il guantone, poi in seconda istanza su Pesavento. Ottimo intervento di Bertozzi, veramente. E ficcante la Pumas in questi primi 30 secondi. Carrieri. Pezzini sfrutta il blocco di Pesavento, poi decide di ragionare, retropassaggio per Giovanni che scambia con Michele sulla sinistra, porta il blocco Giovanni, lo sfrutta Michele, staffilata di Giovanni, respinge con il gomito Bertozzi, poi c'è un parapiglia fra Bicicchi e Pesavento, esce vincitore dall'ingaggio Pezzini che scambia con lo stesso Pesavento Giovanni. Risale Giovanni con un passaggio per Nicola Spezzini che sfrutta il blocco, alza la testa, non ci sta, cambia tutto sulla destra per Giovanni, ancora Pesavento, ancora Pezzini nella propria metà pista, scambia con Pesavento, porta il blocco, si accentra Pesavento, staffilata centrale, non ha nessun problema Balestrero, poi Pezzini in percussione e ancora Bertozzi con il guantone, poi si fa pericoloso il Forte con questo contropiede di Maggi che non riesce a controllare la pallina per buona pace della Pumas. Tanto Carrieri gioca nel retroporta per per Giovanni Pesavento, attende la discesa di un compagno Giovanni, non trova nessuno, scambia con Pezzini, poi ancora Michele sulla destra, poi si accentra e c'è un fallo in attacco, probabilmente un'ostruzione, non ho ben capito. Ed è il primo fallo per i ragazzi di Mirko Bertolucci, ancora a 0 il Forte, anticipa intanto Pezzini su Bicicchi, poi Maggi, ancora Bicicchi, scambia con Cacciaguerra che si invola sulla sinistra, poi Balestrero, risale Balestrero, subisce la pressione dei due viareggini, fallosa, giustamente c'è una spinta vistosa da parte di Pesavento, vistosa quanto inutile, bastava tenere lì il giocatore. Nulla da dire. Cacciaguerra intanto sulla battuta.
Maggi subisce la pressione di Pesavento Giovanni, che si invola con un alza e schiaccia alla corte di Bertozzi, che dice no ancora una volta. Bertozzi chiamato in casa in più occasioni in questi 3 minuti, almeno 3 occasioni o 4 da rete, con almeno 2 spettacolari palate col guantone. Tanto Carrieri da retroporta si ferma, aspetta la discesa di un compagno, poi si incrociano i fratelli Pesavento, nulla di fatto, retropassaggio per Nicola Spezzini nella propria tappista, prende velocità, scarica per Pesavento Giovanni sulla sinistra, poi riceve a sua volta in profondità il passaggio di Giovanni, ancora Carrieri risale, non aggancia Michele Pesavento, è impreciso o comunque ha avuto poca scelta di tempo. Poi c'è questo rimbalzo Galeotto che propizia il tiro di prima intenzione di Carrieri. Risponde Bertozzi nuovamente con una bellissima parata. Una pallina che sembrava ormai persa è stata sfruttata da Carrieri. Ancora Carrieri, seguisce la pressione di Cacciaguerra e risale. Scambia con Pesavento che poi gira tutto sulla sinistra per Pezzini. Poi filtrante di Pezzini per Giovanni, ancora dai e vai con Pezzini. Poi Giovanni Pesavento sulla sinistra, temporeggia, scambia con il fratello, porta il blocco, non lo sfrutta, poi rimane libero sulla prosecuzione del blocco, va in percussione e ancora una volta dice no con il petto Bertozzi che lancia Balestrero in profondità, va a girare in retroporta, poi il retropassaggio a dare respiro alla manovra per Cacciaguerra. Cacciaguerra vince l'ingaggio, poi ancora prosegue sulla destra, va a girare nel retroporta, scambia con Maggi, no look di Maggi, sporcato da Pesavento che può ripartire, finta la staffilata, va a girare nel retroporta anche Pesavento, poi ragiona, scambia con il fratello, porta il blocco Michele, lo sfrutta Nicola Spezzini, poi lo stesso bloccante Michele riceve pallina dalla parte opposta, illuminante il passaggio del fratello Giovanni, sempre attento a suggerire assist per il bloccante, è una sua specialità, ha buona scelta di tempo e visione il giovanissimo della Pumas. Poi c'è un ingaggio a centro area e non riesce a battere la rete Carrieri, può ripartire forte con Cacciaguerra, poi riceve Bicicchi, Cacciaguerra ancora in discesa e rinuncia ad offendere, si riparte dunque con Maggi nella propria metappista, pressato, poi Balestrero pressato da Carrieri, raddoppia Pesavento ma giudica fallosa l'interdizione di Carrieri l'arbitro Toti di Salerno e la Fuma si porta a 3 falli a 5 minuti esatti dall'inizio del match, ancora al 0 il Forte dei Marmi. Maggi, Balestrero, pallina che si stampa negli stinchi di Pesavento, Cacciaguerra imposta ora per i suoi, di sponda per Bicicchi, poi Bicicchi sbaglia il passaggio per Cacciaguerra che probabilmente va a commettere probabilmente fallo su Carrieri, ma l'arbitro decide per un ingaggio a 2. A questo punto doveva fischiare gioco da terra per il Forte, ma decide per l'ingaggio. Balestrero non va il suo filtrante, recupera la pallina Michele Pesavento, apre per il fratello Giovanni. Ancora Michele, porta il blocco Giovanni, lo sfrutta Michele, va in forcing e staffilata che passa da 30 cm dal palo. Riparte Balestrero 2 contro 1, sbaglia tutto Balestrero, era invitante la posizione di Maggi che si lamenta con il compagno. Pesavento Michele in profondità per Carrieri. Carrieri scambia nel retroporta con Giovanni, poi porta il blocco per Nicola Spezzini, guarda se c'è il passaggio Giovanni, poi risale, va in forcing, si accentra, sta affilata, dice no Bertozzi. Ottima ancora la manovra di Giovanni Pesavento, tanto c'è parapiglia, metà pista, ancora raddoppio su Maggi, poi Nicola Spezzini smarca Pesavento che non riesce a concludere la rete, finta di Michele, retropassaggio per Carrieri.
Ancora Michele nella propria metà pista, appoggia Pezzini, poi in profondità per Carrieri. Carrieri si invola nel retroporta, poi si ferma, lascia la pallina Michele Pesavento, improbabile alza e schiaccia per Pesavento, dice no con agevolezza Bertozzi. Poi Bicicchi per Cacciaguerra. È alta la difesa della Pumas, molto alta in pressione sul portatore di palla sempre. Poi Balestrero ingaggia una lotta con Carrieri, poi c'è il raddoppio di Pezzini. Poi la rimessa di seconda a favore del Forte dei Marmi, probabilmente Balestrero aveva trattenuto la pallina contro la balaustra, quindi rimessa di seconda per la Pumas. Passiamo ora a leggere la classifica in questa penultima giornata. Al primo posto CGC con 46 punti e 16 partite, il secondo posto per la Pumas con 15 partite, terzo posto al Matera con 32 punti e 16 partite, al quarto posto invece il Camaiore con 31 punti e 16 partite, quinto posto invece il Follonica con 26 punti, anch'esso a 16 partite, sesto posto invece il Prato con 16 punti e 16 partite giocate, al settimo il Castiglione con 15 punti e 17 partite giocate, all'ottava posizione il Forte con 14 punti e 16 partite giocato, nona posizione il Sarzana con 11 punti e 16 partite giocate, poi fanalino di coda con 9 punti il Salerno, anch'esso a 16 partite, con 16 partite giocate. Ricordiamo inoltre che nella giornata di venerdì verrà recuperata la gara della 13ª giornata contro il Salerno e subito dopo ci sarà l'ultima giornata di campionato contro il Matera, quindi 2 partite in 24 ore per la Pumas. Sarà una trasferta lunga. Riparte la Pumas, intanto recupera la pallina Maggi, subisce la pressione di Pesavento, poi non è entrato Giovannelli, se non erro, sì. No, il numero 70. Sì, 78, sì, 78. Giovannelli, sì, esatto. Pezzini intanto. Finta il tiro, decide di ragionare, cambia tutto sulla sinistra per Michele. Michele staffilata, raso terra, la distanza, recupera la pallina Giovanni. Poi non riesce l'appoggio per Pezzini, ma c'è un fallo. Quindi rimessa di seconda per la Pumas. Michele Pesavento sulla sinistra. Cambia per Pezzini sulla destra, poi porta il blocco. Spozzini va dalla parte opposta, cerca il filtrante per Pesavento, velleitario col passaggio, a buon gioco il Forte nella ripartenza. Giovannelli intanto sulla sponda destra. Ancora Giovannelli all'angolo, riceve la pallina da Bicicchi, subisce la pressione di Pesavento Michele, poi c'è pronto al raddoppio anche Nicola Spezzini, ma a gioco facile nel recupero Michele. Poi Pezzini in forcing, si ferma, scivola, recupera la pallina Giovannelli. Molte occasioni, ma ancora 0 reti la Pumas. Giovannelli subisce la pressione di Pesavento, poi Maggi cambia tutto per Cacciaguerra sulla sinistra. Ancora Maggi nella prima metà pista, lancio in profondità per Vicicchi che risale, scambia con Cacciaguerra, con Giovannelli, Vicicchi, ma poi sbaglia il dai e vai, il compagno forte di Marmino. Pesavento, cambia tutto per Pezzini, ancora Pesavento sulla destra, sfrutta il blocco, anzi no, va dalla parte opposta e scambia con Pezzini. Poi Pezzini in profondità per Carrieri, alza la testa Carrieri, appoggia Pesavento in uscita dal retroporta. Pesavento poi perde la pallina a favore di Giovannelli, ma c'è Carrieri che poi subisce fallo. Il primo fallo per il Forte dei Marmi, a 3 invece la Pumas. 15 minuti e 50 alla fine della prima metà. Ancora fermo su 0-0 il risultato, nonostante le ghiotte occasioni, soprattutto realizzate dalla Pumas nei primi 5 minuti di gioco. Deve aggiustare la mira, ma bisogna anche dire che l'arbitro Bertozzi ha fatto almeno 3 grandi parate e poi altre 5 o 6 facili, ma 3 le ha veramente salvato capra e cavoli.
Buon filtrante di Giovannelli per Bicicchi che impegna Mechini a un facile parata da distanza ravvicinata. Ottimo l'intervento con il guantone di Mechini. La prima vera ghiotta occasione del Forte, direi. Sin qui. Sbaglia l'appoggio il neoentrato Rugani, ma la pallina era stata allungata al di fuori della linea dell'area di rigore e quindi sarà rimessa di seconda dal vertice basso per la Pumas. Rugani e Pesavento sulla battuta. Scambia ancora con Rugani che alza la testa, poi decide con un retropassaggio per il neoentrato Cardella. Sta affilata rasoterra a cercare la deviazione di Cardella, ottima per Rugani che non riesce a deviare, era troppo sotto porta e con diversi, con diversi avversari attaccato ai garretti. Ancora Pesavento, appoggia Rugani nel retroporta. Poi Rugani di sponda a liberare Cardella. Cardella sfrutta il blocco, finta di tiro, poi inversione. Ragiona e scambia sulla sinistra per Pesavento. Va in forza in Pesavento. Scarica prima del raddoppio. Poi c'è una buona circolazione della Pumas. Mancano 8 secondi alla fine del possesso. Insidioso tiro però al lato di Cardella. Riparte Bicicchi. Bicicchi disturbato da Pesavento, Giovanni poi recupera. C'è poi un fallo ravvisato da Toti, una espulsione contemporanea, probabilmente ha visto un parapiglia, sinceramente ero girato dall'altra parte, ha visto un parapiglia da parte di entrambi i giocatori, vabbè, ma tant'è. Quindi espulsione contemporanea che obbliga entrambi le formazioni alla sostituzione. Entra Cardelli per la Pumas e entra con il numero 7 Cerceres per il Forte dei Marmi. Giovannelli e Pesavento sull'ingaggio. Pesavento Michele è rimasto in pista, il fratello maggiore, ovviamente per l'espulsione di Giovanni. Apertura per Rugani, guarda se ci sta un filtrante, ma poi appoggia malamente di sponta per Cardelli, poi ancora Rugani si impossessa della pallina, subisce la pressione forse fallosa di Cacciaguerra che riparte per i suoi sulla destra. Ancora Cacciaguerra, si ritrova la pallina fra i pattini, poi serie di rimpalli, gira la pallina all'indietro per Maggi nella propria metà pista, sfrutta il blocco Maggi, sta affilata dalla distanza che impegna una difficile parata con il gambale Mechini. Non so se era il palo o il gambale di Mechini a stato a respingere la pallina. Seconda occasione su questa deviazione sotto misura per il Forte, un po' più vivo in questi ultimi minuti. Sta affilata di molto al lato di Cardella, riparte Giovannelli ma si impossessa della pallina Michele Pesavento, uomo ovunque, vince qualsiasi contrasto, veramente caparbio questo giocatore. Scivola, poi commette il gioco da terra, chiara occasione da gol giustamente per l'arbitro. È inequivocabile la decisione dell'arbitro Toti. Lo scivolamento ha costretto a commettere gioco da terra Giovanni Pesavento. Purtroppo questa pista non aiuta. Ed è irrefutabile la decisione dell'arbitro Toti. Era l'ultimo uomo, Michele. Sfortunato in questa occasione. Purtroppo queste perdite d'aderenza possono costar care. Ci si possono perdere dei campionati, figuriamoci. Maggi sulla battuta ha dotato di un ottimo tiro dalla distanza, probabilmente deciderà per un tiro di prima intenzione. No, invece avanza e dice no con il casco, forse con il casco, con la spalla Mechini che intuisce la
conclusione di Maggi. Ottima la parata di Mechini, non era banale la conclusione, il tiro di Maggi. Tanto Cardelli di sponda per Michele Pesavento. Sta affilata a cercare la deviazione di Rugani, che però non si fa trovare con il tempo giusto. Poi Rugani su Cacciaguerra che si libera del Viareggino, prosegue sulla destra. Poi Cardella cerca di interdire in tutti i modi Cacciaguerra. Cerceres dalla distanza, pallina alta. Cardella apre per Pesavento, porta il blocco, lo sfrutta Pesavento, pallina di molto al lato. Sono trascorsi ormai 13 minuti e squadre ancora a 0 reti, soprattutto mi riferisco alla Pumas che ha avuto diverse occasioni di portarsi in vantaggio. Anche il Forte negli ultimi minuti è stato un po' più vivo, ma la Pumas ne ha avute molte di più. Cardelli per Pesavento. Gira tutto Pesavento per Cardella. Cerca il filtrante Cardella, riparte Maggi, si invola e tiro spettacolare a una mano da parte di Maggi. Dice no Mechini, ma siamo dall'altra parte ora con Pesavento. Bellissima con lo spunto di Maggi che ha cercato di rubare il tempo con questa accompagnata a una mano. Tanto Filippo Cardelli. Rugani cerca la percussione, poi rinuncia, appoggia Cardelli. Pesavento, filtrante, non va. Può ripartire Giovannelli per il Forte. Poi cade Rugani, non c'è niente. Poi ci ripensa l'arbitro. Ci ripensa l'arbitro e decreta fallo. Si porta dunque a 2 falli il Forte. Aveva cercato il vantaggio, dice l'arbitro Toti, poi vista la caduta e la perdita di pallina ha deciso di decretare la punizione, anche se a termini di regolamento il vantaggio si dà solamente su chiare occasioni da gol. Quindi se non c'è chiara occasione da gol non si dà vantaggio, si fischia fallo secondo i regolamenti. Però lasciamo perdere. Quindi lo dicevamo, uno strano, ma non troppo, 2-0 per i ragazzi di Mirko Bertolucci contro la zona di Bernardini, ancora una volta che era stata attaccata nel girone di andata con maggior redditività. Finì con un risultato tondo, ora non ricordo, ma comunque con diverse reti, con 7-0, 7-0 per la Pumas che aveva attaccato bene la zona di Bernardini, ma mi dicono anche, soprattutto chi era presente, perché dal video poco si capisce, che c'è stata anche una grande prestazione dell'estremo difensore pratese che ha detto di no a diversi tiri dei ragazzi della Pumas. Quindi un 2-0 merito anche delle doti del portiere del Prato. Pumas che fatica a segnare anche questa sera. Molte occasioni, ma non è arrivata ancora la zampata decisiva, quella all'angolino a togliere la ragnatela. Ma i veriti vanno anche al portiere Bertozzi che in 3 o 4 occasioni si è superato. Cardella, Pesavento, scambia con Cardelli, ancora Pesavento, poi in profondità per Rugani, cerca l'1 contro 1 Rugani, perde pallina e saranno i 5 secondi che l'arbitro non fischia, considerando che era cambiato il possesso palla, ma così non era. Intanto ancora Rugani scambia con Cardelli, dai e vai con Rugani, si invola alla corte di Bertozzi, poi perde la pallina, perde l'aggancio con la pallina e non riesce ad andare alla conclusione. Riparte Cerceres che apre per Cacciaguerra, che ancora Cacciaguerra si invola sulla destra, filtrante ottimo per Giovannelli che non ipnotizza Mechini, non si fa ipnotizzare, ha facile gioco nel parare la conclusione di Giovannelli, ma era ottima la manovra
Forte di Marmina che si era aperta il campo con destrezza. Buon fraseggio. Pesavento scambia con Cardella, staffilata diagonale di Cardella di molto al lato. Pumas che nelle sue conclusioni fatica a trovare la porta. Invece il Forte è un leggermente più vivo rispetto alla prima metà dell'avvio di gara. Poi ancora staffilata di Maggi, risposta di Cacciaguerra, pallina che si stampa comunque non pericolosamente nella difesa gareggina. Filippo Cardelli sulla destra, cambia tutto per Michele Pesavento, poi porta il blocco, lo sfrutta Pesavento, finta di tiro, scambia ancora su Cardelli che ottimamente ruba il tempo al difensore ma non riesce a concludere con incisività. Finta di tiro di Pesavento, poi diagonale, deviato, alto. E la pallina viene presa al volo dal preparatore atletico del Forte dei Marmi con prontezza di riflessi. Intanto esce Maggi ed entra Bicicchi. Sulla battuta Pesavento, retropassaggio a dare a respiro alla manovra per il fratello Michele, ancora Pesavento sulla destra, sulla sinistra anzi, Cardelli sulla destra, porta il blocco a favore del compagno, non lo sfrutta, Pesavento, poi ancora Rugani, guarda se ci sta il filtrante, appoggia a Giovanni Pesavento, Cardelli, cambia tutto per Michele, staffilata di Michele, velleitaria, non c'erano varchi, riparte Cacciaguerra, poi Bicicchi, cambia tutto Bicicchi, poi Cacciaguerra sfrutta il rimpallo, Cercere sulla sinistra, chiede di andare più alti in difesa Mirko Bertolucci. E Giovannelli intanto recupera, pallina alta, sarà ribattuta oltre la metà pista, era già alta prima di attraversare la metà pista. Indica il giusto punto di battuta l'arbitro Toti. Pezzini, ne è entrato. Ancora Pezzini, staffilata, gioco facile, Bertozzi nella ribattuta. Si riparte dunque con il conteggio del possesso palla, si invola intanto Pesavento ma è bloccato da Cacciaguerra, recupera il fratello Michele, poi apre per Cardelli sulla sinistra. Cardelli non va in forcing, appoggia a Michele, poi Pezzini per Giovanni Pesavento, va a girare dietro la porta Giovanni, poi di sponda per Cardelli che cambia tutto per Michele Pesavento, si accentra sfruttando il blocco, scambia con Pezzini, Pezzini lascia la pallina a Cardelli, siamo allo scadere del possesso, è sterile la manovra della Pumas che non riesce ancora in questa azione ad andare al tiro, poi Cacciaguerra, subisce la pressione Viarigina, ancora altissima la difesa, Cerceres che subisce la spinta fallosa di Pesavento, lamenta il stazionamento oltre il tempo consentito Mirko Bertolucci per passare la metà campo. Tanto c'è la pressione di Giovannelli su Pesavento, Pesavento libera Pezzini nel retroporta, poi forcing di Pesavento, diagonale di molto al lato, Cacciaguerra imposta per i suoi, scambia con Bicicchi che di prima intenzione cerca Giovannelli, poi c'è un fallo in attacco commesso da Giovannelli, time out. 6 minuti e 19 secondi alla fine della prima metà, a 4 falli la Pumas, ferma a 3 il Forte dei Marmi. Partita che era decisamente, sembrava più in discesa nell'avvio,
per la Pumas, che nei primi 5 minuti ha trovato una raffica di occasioni da gol. Il risultato è rimasto a 0 grazie a un Bertozzi superlativo. Poi però nella seconda metà di primo tempo non è stata così incisiva come nella prima, manovra un po' più sterile. E Forte dei Marmi che si è affacciato alla corte di Mechini pericolosamente 3 o 4 volte. È comunque opportuno trovare la via della rete, perché i minuti passano, le energie vengono a mancare, e mettere al sicuro il risultato e la classifica è quanto di più in questo momento di più importante possa desiderare Mirko Bertolucci per i suoi. Mirko Bertolucci che si è raccomandato e confida di chiudere questa seconda stagione per la Pumas in A2 con un secondo posto, un risultato più che ottimo vista la disparità in termini anche potenziali e di esperienza con il CGC Viareggio. Non si può lamentare con questo secondo posto Mirko Bertolucci. I ragazzi hanno fatto una maturazione notevole in questo secondo anno assieme. Pesavento, finta di tiro, poi scarica Pezzini sulla destra, ancora Pesavento sulla sinistra, incrocia Pezzini, finta di tiro per Pesavento che non trova la porta, aveva molto specchio libero. Poi c'è il fallo di Cacciaguerra, chiedeva un aggancio, la panchina chiedeva un aggancio Mirko Bertolucci. È il quarto fallo. Tanto Roger Molina si lamenta anche lì per un eccesso di zelo in difesa, per un fallo inutile commesso da Giovannelli. Finta di tiro Pesavento, poi pallina al lato, è andata alta a giudizio dell'arbitro, sopra il 1,50 m. Bicicchi sulla battuta. Cacciaguerra va in forcing, perde pallina, 3 contro 2 per la Pumas, 3 contro 2, scarica per Giovanni, poi Giovanni appoggia per il fratello che non poteva ricevere, poi Bicicchi spara altro sull'assist al bacio di Cacciaguerra. Michele imposta per i suoi, apre per il fratello Giovanni sulla destra in profondità, scambia con Cardelli. Cardelli risale con questo passaggio per Pesavento che gira tutto per Pezzini, sfrutta il blocco Pezzini, staffilata centrale di Pezzini, risponde senza problemi Bertozzi, poi Cacciaguerra di sponda, tiro deviato, interdetto, poi c'è questa difesa maschia di Cacciaguerra su Pesavento. Giovannelli pressato da Cardelli, Bicicchi staffilata per lui, si stampa sui gambali del compagno, la pallina è della Pumas. Sì. L'ultimo tocco è stato Forte De Marmino. Michele gira tutto per Nicola Pezzini, poi in profondità per Giovanni, alza la testa Giovanni, non ci sta il filtrante, quindi si risale con Pezzini. Pezzini cerca il tempo per la conclusione, gira tutto per Giovanni, per Michele, poi Pezzini cerca il forcing, gira tutto per Pesavento, staffilata centrale, è ancora sterile la manovra della Pumas. Tiri telefonati dalla distanza in queste ultime azioni. Grellissimo recupero di Pezzini che si spende con grande atletismo e poi subisce questo fallo. Ancora Pezzini. Chiede Mirko Bertolucci di fare allungare il Forte dei Marmi per poi cercare di beffarlo con dei tiri dalla distanza e magari deviazioni sotto misura da parte di Carrieri. 10 secondi alla fine del possesso. Pezzini, accompagnato di Pezzini, cercava i filtranti, ancora a cercare un uomo sul secondo palo che non c'è.
Quindi vantaggio, può ripartire la Forte dei Marmi con Giovannelli. Dà pressione la manovra della Pumas ora. Poi c'è questo lancio per Maggi che risale, sbaglia l'appoggio Maggi, Carriera intuisce. Poi c'è questa interdizione bellissima di Cacciaguerra che scongiura il peggio per i suoi. Non è riuscito a concludere Carrieri. Pesavento. Pezzini. Pallina alta, spara alto Pezzini. Si fatica a trovare la via della porta in questo momento. Forse merito anche del Forte dei Marmi che ha registrato qualche cosa in fase di marcatura. È più difficile trovare spazi per la Pumas. Se ho capito bene, Mirko Bertolucci chiede di cominciare a costruire l'azione dalla propria metà pista, in modo appunto, come dicevamo prima, di fare allungare, di non far schiacciare troppo davanti alla porta il Forte dei Marmi. Quindi cominciare subito la costruzione della manovra nella propria metà pista per far allungare il Forte dei Marmi e trovare uomini liberi sotto porta. Altrimenti la manovra, se con il Forte dei Marmi tutto nella propria area di rigore, diventa sterile. Pesavento, Nicola Spezzini e ancora Pesavento. Finta di Pesavento, a spazio, e le indicazioni di Mirko Bertolucci sono state azzeccate, perché facendo allungare il Forte in questo modo la Pumas riesce ad avere più spazio per il tiro o per smarcare i compagni. Ancora una volta Mirko Bertolucci ha ragione nel dare indicazioni ai suoi, tanto sta filata a lato di Nicola Spezzini che deve aggiustare qualcosa nella mira. Ora riportiamo ancora Pezzini, Pesavento, finte di tiro, sta affilata, risponde Bertozzi. Può recuperare la pallina a Carrieri, 1 minuto e 20 secondi alla fine della prima metà. Pesavento. Pezzini ancora nella propria metà pista, parte in percussione, cerca il dribbling, poi rinuncia. Cerca il filtrante per Giovanni, poi Pesavento nella propria metà pista. Bravo con una Veronica, Pezzini si libera dall'avversario, alza e schiaccia, poi in seconda istanza incredibile, palo interno di Pezzini e poi probabilmente altro palo di Carrieri, stregata la porta di Bertozzi. Poi a 36 secondi ancora un'occasione di superiorità numerica, Pesavento sta affilata, dice di no Bertozzi. Giovannelli in percussione, va a girare retroporta, cerca il filtrante, lo trova per Bicicchi, pericoloso, pallina che si stampa nei gambali negli sparastinchi di Pezzini. Porta stregata comunque per la Pumas. Ghiotta occasione, bellissima percussione di Pezzini che tira, respinge il portiere, poi in seconda istanza palo interno di Carrieri. Poi raso terra di una combinazione firmata a Pesavento.
Bellissimo questo disimpegno di eh, Pesavento. E quindi può chiudersi qua questo Pumas ancora forte dei marmi, risultato fermo ancora sullo 0-0, Pumas che non ha trovato la via della rete e noi ci risentiamo fra 10 minuti da Dorando Petri, è tutto, ci risentiamo per la seconda metà.
pronto? La rete di Marchetti. La rete di Marchetti, passa il vantaggio. La rete di Via Candella. Che significa titolo italiano. E il Pumas di Reggio, campione d'Italia under 19. Assolutamente, è il caso di decretare il nome delle armi. Chiama la squadra dei compagni, messaggio, la gioia, il professor Giuseppe la vendita, campione d'Italia under 19. Eccola inquadrata la coppa dei vincitori. E ben ricollegati per la seconda metà di gara, 17ª giornata, penultima di campionato ed ultima casalinga. Pumas Forte dei Marmi, risultato ancora fermo sulla 0-0, manovra sterile
negli ultimi 12 minuti del primo tempo sono state durissime le reprimende di Mirko Bertolucci per i suoi, per una gara non brillante nella seconda metà. Vedremo la reazione. Tanto Giovannelli scambia con Cacciaguerra, Cacciaguerra in percussione, poi sul primo palo fa buona guardia Mechini. Giovanni Pesavento per il fratello Michele, gira tutto per Pezzini. Pezzini per Michele, cerca il tiro, Michele finta, poi prosegue sulla destra, ancora serie di finte, sul secondo palo in uscita da retroporta, Carrieri. C'era buona l'idea ma l'intesa non si è realizzata. Maggi da fondo pista cerca un lancio deviato, ma riesce ad agganciare la pallina comunque Giovannelli, pressato da diversi viareggini. Poi deviazione al lato di Pesavento. Giovannelli sulla battuta. Maggi scambia con Cacciaguerra. Cacciaguerra per Cerceres. Ancora Cacciaguerra nella propria tappista, è alta la pressione dei ragazzi di Mirko Bertolucci. Ancora Maggi cerca il lancio in profondità, pallina al di sopra dell'1,50. Sulla battuta Pesavento, i fratelli Pesavento a triangolo su Pezzini. Di prima intenzione Pesavento, dice no Bertozzi. Poi apertura per Cesares. Cacciaguerra sulla sponda. Poi la stecca si resta impigliata nella spalla di Pezzini, dolorante. Ancora Pesavento per Pezzini, porta il blocco, lo sfrutta Pezzini, tiro alto di Pezzini, può ripartire il forte con Cerceres che perde pallina, poi commette fallo a detta dell'arbitro Toti ed è il sesto fallo per il Forte dei Marmi. Fratelli Pesavento adesso che scambiano, rinuncia al tiro Giovanni, cambia tutto per Nicola Pezzini sulla destra, poi porta il blocco, lo sfrutta Pezzini, fraseggia ancora con Michele. Non riesce a stanare la difesa Forte dei Marmini, la Pumas, ma ora scivola, Cacciaguerra, finte per Pesavento che poi perde l'aggancio con la pallina. Peccato, aveva una prateria davanti a sé. Poi c'è questo contropiede scongiurato da Carrieri che apre un contropiede a sua volta per Pesavento che rinuncia però ad aggredire. Pezzini. Pesavento pressato da Giovannelli. Scambia con Carrieri. Serie di finte per Carrieri. Decide di ragionare. Cercano di fare allungare i Forti dei Marmi i ragazzi di Mirko Bertolucci con Pesavento nella propria metà pista in eventuale appoggio. Apertura di Pesavento per Pezzini. Pezzini cerca la percussione, poi la sua stecca trova sfortunatamente i gambali di Giovannelli. È fortuito lo scontro, ma l'aggancio probabilmente molto plausibile c'era. E quindi dal dischetto la Puma, sfortunato Nicolas che si è trovato inconsapevole l'avversario alle spalle. Ma tant'è. Giovannelli. Parte Giovannelli, avanza, gancio,
La pallina che resta lì e parata incredibile! Incredibile di Thomas McKinney sulla ribattuta. Incredibile Thomas McKinney sulla ribattuta di Giovannelli. Aveva respinto prima con i gambali, la pallina era rimasta lì e poi Giovannelli ancora dalla parte della guantone. Miracolo di Thomas McKinney. Parata stellare, stellare. Incredibile. L'avevo ormai giudicata una rete fatta sulla ribattuta. Salva tutto McKinney, almeno per ora. Ci sarà un'inferiorità numerica tutta da giocare per i ragazzi Mirko Bertolucci. Adesso in possesso pallina. Dovranno cercare di scappare per la pista per 2 minuti. Ancora sottolineato, da sottolineare il miracolo di McKinney. Cardelli scambia con Pesavento in profondità. Giovanni va a girare retroporta e sbaglia l'appoggio a Cardelli. Era meglio forse suggerire al fratello, ma tant'è. Cacciaguerra. Maggi. Ancora Cacciaguerra. In profondità per Cerceres. Ancora Cacciaguerra. Maggi. Cerca sul secondo palo Maggi ottimamente. Cerceres, sarà bellissima l'intuizione dell'esperto giocatore Forte di Marmino che ora si appresta al tiro. Telefonato comunque. Risponde con facilità McKinney. Cacciaguerra. Cacciaguerra, si era aperta la difesa della Pumas e in seconda istanza ancora su Cerceres McKinney. Veronica di Pesavento che poi cambia tutto per Cardelli. Cardelli si invola sulla destra, cerca di dialogare con la sponda ma capisce tutto Maggi che può reimpostare per i suoi. Giovanni Pesavento è il vertice alto del triangolo viareggino. Poi Cerceres incerto nel controllo, risale con questo passaggio per Maggi che poi di prima scambia con Giovannelli. Ancora Giovannelli in profondità per Cacciaguerra, fa buona guarda sul primo palo McKinney, è ottima la difesa viareggino in questo caso. Tiro facile. Poi recupera la pallina Giovanni Pesavento, scambia con il fratello che rinuncia ad offendere, torna nella propria tappista, poi scende Cardella che sbaglia il controllo. Era bellissimo il passaggio di Pesavento a tagliare tutta la pista, a smarcare il difensore. Neoentrato Cardella che ristabilisce la parità numerica. Cardelli. No, Cardelli sbaglia tutto. Maggi intercetta, dice no con i gambali McKinney che poi sbaglia la ribattuta McKinney ingenuamente. Due ingenuità in rapida sequenza da parte della Pumas che potevano costare caro ai ragazzi di Mirko Bertolucci che ancora faticano a trovare la via del gol. Il Forte dei Marmi a partire dalla seconda metà del primo tempo ha registrato qualcosa in difesa e irretito, possiamo dirlo, la manovra Regina che non è riuscita a far allungare questa difesa molto compatta dei ragazzi di Roger Molina. Tanto in profondità ha lanciato, sbaglia tutto Maggi che tira di 50 centimetri al lato la pallina per la felicità di Thomas McKinney. È ancora pericolosa il Forte dei Marmi in questa occasione che diciamo che negli ultimi minuti ha avuto sicuramente più occasioni della Pumas. Tanto riparte ancora Giovannelli, pressato da due viareggini, poi in pressione Pesavento su Cacciaguerra che riesce a girare tutto per Maggi, poi in profondità Maggi per Cerceres. Giovannelli ancora in percussione, va a girare nella retroporta, cerca di liberarsi della marcatura di Elia Cardella. 17 minuti e 37 secondi alla fine del match, ancora 0-0. Partita difficilissima per la Pumas, lo è diventata causa la scarsa vena realizzativa dei ragazzi di Mirko Bertolucci questa sera. Poi Cacciaguerra perde pallina
complice un grande recupero di Giovanni Pesavento, che ora ha difficoltà nel smarcare i compagni. Ehi, riesce poi a temporeggiare. Cercere espressato da Michele. Michele cambia di sponda con Giovanni. Ancora Michele Pesavento. C'è una sostituzione, entra Carrieri. Michele per Elia Cardella. Sta affilata di Elia, poi si libera e tiro in girata di Cardelli. Ottima la difesa di Bertozzi, intuizione comunque ficcante di Cardelli. Prima occasione dopo un bel po' di minuti. Pesavento, finta di tiro. È molto abile il Forte dei Marmi sui cambi difensivi, sui blocchi. Poi gioco da terra di Carrieri che scivola. Difesa compatta questa sera da parte del Forte dei Marmi. Molto rapido sui cambi difensivi. Questa è la chiave difensiva, fare molto preciso e rapido nei cambi difensivi, non concede nulla alle aggressioni della Pumas. Non c'è stato praticamente un blocco che abbia creato superiorità numerica da parte dei ragazzi di Mirko Bertolucci questa sera. Poi di sponda Carrieri per Cardella. Pesavento in forcing sulla sinistra, si invola, poi riesce a tirare, dice no Bertozzi. C'è un 2 contro 2, Giovannelli scarica per Maggi che poi prende il palo, prende un palo Maggi, Forte quindi molto chiuso in difesa e abile nelle ripartenze, un'occasionissima che poteva portare in vantaggio i ragazzi di Roger Molina. Sta affilata di Pesavento, perde aderenza con la pallina Carrieri, riparte Cerceres, poi di sponda sbaglia a favore di Carrieri, Maggi, poi raso terra incrociare di Carrieri, raso terra ma non riesce a trovare la porta. Poi c'è questo scambio con Cerceres, scambio Giovannelli Cerceres, pallina sporcata e non può nulla su questa pallina deviata Thomas Mechini. Del resto era già in ben 3 occasioni che il Forte dei Marmi faceva trovare in situazioni di superiorità numerica e questa volta ha capitalizzato dopo il palo di Maggi. Era chiaro che questi serie di contropiedi potessero valere il gol alla formazione Forte dei Marmina, che a differenza della Pua si è fatto trovare tra l'altro molto chiusa. Lo ribadiamo, la chiave dei ragazzi di Roger Molina è la difesa a questo punto, possiamo dire chiaramente. Concedono pochissimo, difesa compatta, giusta scelta di tempo e rapidità nei cambi e pochi varchi per i ragazzi di Mirko Bertolucci, che ora hanno una gara tutta in salita ed un secondo posto da difendere con le unghie e con i denti. Pena una settimana d'inferno altrimenti che Mirko Bertolucci sicuramente li farà passare se non concludono a dovere questa gara. Pesavento, serie di finte, appoggia Cardelli sulla destra, Cardelli in profondità per Rugani, alza la testa Rugani, guarda se ci sta un filtrante, risale con questo retropassaggio per Cardella, poi nella propria metà pista Pesavento, va in forcing Pesavento sulla destra, sta affilata deviata, Maggi
Maggi imposta per i suoi, poi di sponda per Cerceres, cerca di saltare Cardella ma non ce la fa. Cardelli di sponda per Cardella. Pesavento. Chiedono dalla Pumas di restare dentro l'area per ricevere eventuali deviazioni sulle staffilate di Pesavento. Riparte il forte con Cacciaguerra. Poi perde pallina Giovannelli. Quando giochiamo con la 9 devi uscire di là, ok? Maggi sulla battuta. Ancora Maggi. Sta affilata in profondità per Cerceres. Pressato. Poi Cacciaguerra in profondità per Maggi. Maggi serve una mano. Cerceres che scende in taglio e impegna Mechini a una non facile parata. È ancora ficcante il fraseggio forte di Marmino. Michele Pesavento, finta di tiro. È chiusa la difesa forte di Marmina. Poi sta affilata di Cardella, nessun problema per Bertozzi. Ancora Cardella all'angolo, risale. Retropassaggio a dare respiro alla manovra per Pesavento. Finta di Pesavento. Sta affilata sotto misura, deviazione sotto misura di Rugani. La pallina resta lì, poi non riesce a concludere nello specchio. Poi Rugani ancora. Cardelli. Poi Maggi alla meglio, gioca di sponda e prepara il lancio per Giovannelli che dialoga con la sponda e tira debolmente per Mechini. Poteva fare qualcosa di meglio Giovannelli in quell'occasione. Cacciaguerra, lancio in profondità per Cerceres. Poi c'è una lotta alla balaustra con Pesavento che alla meglio subendo fallo. Time out chiesto dal Forte dei Marmi. Quindi il copione della partita da qualche minuto, anzi da una decina di minuti è lo stesso. Forte dei Marmi che si chiude a riccio e riparte in velocità, creando occasioni di superiorità numerica e testa a testa. E Pumas dall'altro lato che non riesce a trovare varchi. Complice una difesa serrata dei ragazzi di Roger Molina. Partita durissima e delicatissima. Il momento è veramente decisivo per i ragazzi di Mirko Bertolucci, per il loro dichiarato obiettivo stagionale. È in gioco il secondo posto. Quindi ora il Forte dei Marmi ancora chiuso cercherà di gestire al meglio i possessi. Si sentiva l'indicazione di cercare il più possibile di evitare di disunirsi e di evitare i contropiedi Roger Molina, ma finora non è mai praticamente successo da parte dei suoi. Non così invece per i ragazzi Bertolucci che in questo secondo tempo hanno concesso diverse ripartenze ai Forte dei Marmi. Pezzini cambia tutto per Pesavento. Porta il blocco Pezzini, si invola Pesavento, cerca Pezzini sulla prosecuzione del blocco, ma Pezzini non intuisce. Poi c'è il filtrante per Carrieri che non riesce a impattare la pallina e il rigore di Bertozzi che era passibile di cartellino, era aggancio Ferragostiano. Non è caduto, ma era un aggancio Ferragostiano.
e poteva costare qualcosa di più al Forte, perché la stecca aveva impattato le ruote, e di lì le proteste di Mirko Bertolucci. Solo per il fatto che ha tentato di restare in piedi con gli lunghi e con i denti Carrieri, l'arbitro si è fatto ingannare da tutto questo, ma era la palessiano. Palo di Pesavento, poi il rimorchio Carrieri che non riesce a concludere la rete. Occasione del pareggio sfumata, era un'occasione importantissima vista la partita avara di occasioni da rete in questa 17ª giornata. Cambia tutto Pesavento per Rugani che non aggancia. Bicicchi può ripartire per il Forte. Per Giovannelli, Giovannelli si libera, non ha il tiro, recupera la pallina Carrieri, guarda se ci sta il filtrante, non ci sta e quindi si riparte nella metapista difensiva con Pesavento. Blocco di Pezzini, finta, scarico, la pallina resta lì, ancora in percussione Pezzini, palo esterno di Pezzini dalla parte della stecca. Pumas sfortunata in questa occasione, ma ficcante. Tentano il tutto per tutto di Mirko Bertolucci in questi 10 minuti. 10 minuti che valgono una stagione. Pesavento in percussione, decide di ragionare, retropassaggio per Pezzini. Pezzini a sua volta in forcing. Poi il retropassaggio a dare la respiro alla manovra per Pesavento, staffilata con una deviazione del giocatore Forte di Marmino con il braccio, dolorante e Cercere sta deviato la pallina. La pallina era già alta all'altezza della metà pista a quanto pare, non è stata... ha toccato il soffitto. Ok. Sì, lo so. Era già alta a metà pista, sì. Vince l'ingaggio Pesavento, Rugani. Nicola Spezzini sulla sinistra, poi cambia tutto sulla destra per Pesavento. Porta il blocco Pesavento, vedremo come lo sfrutterà Pezzini. Sta affilata telefonata di Pezzini. Ancora Rugani, retropassaggio per Pesavento. Porta il blocco, Pezzini ancora, sta affilata, ancora che va trovata perché scadono i secondi, ma è ancora granitica la difesa del Forte. Recupera la pallina Pezzini, Rugani. Cerca di liberarsi l'avversario, smarca in retroporta Carrieri. Di sponda Carrieri per Pesavento. Staffilata di Pesavento, deviazione sotto misura, la pallina va al lato. Bicicchi imposta per i suoi, lob dove nessuno del Forte dei Marmi è schierato. Entra Pesavento, Giovanni. Trova in profondità Pezzini. Michele, Giovanni, dialoga con Michele. Staffilata interdetta da Bicicchi, poi rasoterra insidioso di Bicicchi, respinge con il gambale Mechini. Carrieri in contropiede, va in forza, in serie di finte, buona la difesa di Cacciaguerra, non riesce a concludere Carrieri. Poi ancora Carrieri che si rimpossessa della pallina, chiede ordine Mirko Bertolucci, chiede di ragionare. 8 minuti alla fine del match. Pesavento per il fratello Michele. Finta, scivola Cacciaguerra, cambia tutto per il fratello Giovanni, poi pallina che verrà ripresa con un ingaggio a 2, la pallina ha toccato il soffitto sulla respinta di Bertozzi. Sette minuti e 51 secondi. 7 minuti e 51 che valgono una stagione, lo ripetiamo. Rugani gestisce per i suoi, è incerto nel controllo, poi apre per
Pesavento porta il blocco, Pesavento per Michele, poi ancora Michele, cerca il filtrante, non lo trova, va a girare nel retroporta, scambia con Rugani, ancora Michele, va in forcing, tiro deviato, poi c'è un fallo che è l'8º per il Forte, ancora 4 falli la Pumas. Carrieri in percussione, non trova il filtrante, poi gioca di sponda ma è deviata la pallina. Cerceres, Giovannelli, va in pressione Pesavento, dice no poi con i gambali Mechini al tiro di Cerceres. Riparte la Pumas, 6 minuti e 50 alla fine, 6 minuti e 50 che valgono la stagione, non finirò mai di ripeterlo. Pesavento, finta di tiro, non ci sono varchi, gira tutto per il fratello, deviazione sotto misura di Rugani che però non impatta allo specchio della porta, poi forcing dei Maggi che riceve palla, che riceve fallo. Cazzo. Che cazzo. Cacciaguerra interdice il passaggio Pesavento, riparte Rugani, retro passaggio per Carrieri, poi Carrieri per Pesavento, finta di tiro, cambia tutto per Giovanni, ancora Michele sulla destra, chiede di andare in percussione Mirko Bertolucci, poi c'è questo fallo su Pesavento che è il 9º, anzi è il 10º, è il 9º, anzi è il 9º. Chiede di asciugare la pista l'arbitro Toti dopo la caduta di Pesavento. Ancora Cardella, 6 minuti e 10 alla fine, staffilato di Cardella, deviazione sotto misura alta di Carrieri, poi Pesavento provvidenziale su Maggi, Cardella, Pesavento perde l'attrito con la pallina ma recupera Carrieri. Cardella porta il blocco Pesavento, staffilata di molto al lato di Cardella, Carrieri, retropassaggio per Pesavento, forcing di Pesavento sulla sinistra, è braccato da Cerceres, alza la testa, guarda che ci sta un filtrante, tiro parato con destrezza e respinto da Bertozzi. Cinque minuti in cui la Puma si gioca tutto, deviazione sotto misura, ancora Bertozzi respinge, poi ingaggio da cui esce vincente Giovanni Pesavento, staffilata deviata di Elia Cardella. Pallina inspiegabilmente per il Forte, riparte Cardella, il tiro spara fuori dalla porta, Pumas imprecisa a questo punto in questa 17ª gara di campionato, e dribbling di Giovannelli, poi Mechini è provvidenziale, si distende, dice no. Grande prestazione di Mechini,
Grandissimo McKinney in questa partita. Giovannelli. L'arbitro ancora si è trovato sulla linea di passaggio. Si dovrà ripartire. 4 minuti e 29 secondi. Riceve a centro area Cerceres, ma non riesce a concludere. Pesavento, 4 minuti e 19 secondi. Cardella, gira tutto per Pesavento sulla destra. Pesavento va in forcing, alza la testa, ancora prosegue sulla sinistra, fa inversione, decide di risalire. Filtrante velleitario, c'è sulla linea del passaggio Cacciaguerra, ma poi recupera. Pesavento, Cardella per Giovanni. Staffilata di Giovanni, si stampa sui gambali di Cacciaguerra. Finta di tiro per Michele, scarico per Cardella. Ancora molto... Intanto c'è questa deviazione sotto misura di Carrieri. Poi Cerceres, pressato, va a girare in retroporta. Gioca di sponda per Giovannelli nella propria metà pista. Giovannelli interdetto da Giovanni Pesavento. Una difesa, è giusto sottolinearlo, che ricorda molto quelle spagnole, quella messa in campo da Roger Molina in questo frangente, in questa 17ª giornata, compatta, come abbiamo già detto, velocissimi sui raddoppi e velocissimi anche con la giusta scelta di tempo anche sui cambi difensivi, sui blocchi, non hanno lasciato alcun varco alla manovra offensiva dei ragazzi di Mirko Bertolucci. È una compattezza tutta spagnola, oserei dire, quella presentata nella fase difensiva del Forte questa sera. Del resto la provenienza del loro allenatore parla chiaro. La fase difensiva ha sicuramente compensato il divario tecnico fra le due formazioni. Manovra sterile per la Pumas e un chiudersi per ripartire in contropiede per il Forte dei Marmi. Pesavento, 3 minuti e 20 secondi per cercare di ribaltare tutto. Forte a 9 falli. Ottimo sulla prosecuzione del blocco Elia Cardella. Para Bertozzi, incerto nel controllo ora Pesavento, prosegue sulla sinistra, sotto gamba, si va a infognare, perde la pallina ma recupera Cardella, va in forza in Cardella, sta affilata, ribattuta dalla difesa. Cacciaguerra intanto. Cacciaguerra cerca di andare a perdere tempo nel retroporta, subisce la pressione dei due Pesavento, poi ancora Cacciaguerra. Cerceres nella propria metà pista, cerca di scappare per la pista ora la Forte dei Marmi, tiro dalla distanza di Immagine spinto da Mechini. Pressione intanto di Pesavento su Cerceres. E ora c'è un blu per aggancio. Blu per aggancio. Blu per aggancio a Cerceres. Con mestiere Giovanni Pesavento. Quindi 2 minuti per ribaltare tutto. Spada di Damocle sul Forte del 10° fallo, più tiro diretto e inferiorità numerica. La Pumas ha l'occasione di giocarsi tutto in questi ultimi 2 minuti e 21 secondi. Ha l'occasione di giocarsi tutto, vedremo un po'.
generoso il blu dell'arbitro Toti, ma tant'è. Carrieri sulla battuta. Carrieri, serie di finte, grandissima parata di Bertozzi e poi sulla ribattuta Carrieri in seconda istanza al volo batte Bertozzi dalla parte del guantone, ma incredibile, in prima istanza Bertozzi era di spalle, è riuscita distinto a parare questa conclusione, davvero incredibile. Bertozzi ristabilisce la parità, la Pumas, quindi 2 minuti e 15 secondi per ribaltare la partita. Forte a 9 falli, lo ricordiamo. Pesavento che gestisce ora per i suoi. Cardella. Pesavento non sfrutta il blocco, decide di ragionare, quindi appoggia Cardella, poi porta a sua volta il blocco. Sta affilata dalla distanza, cerca e piglia il palo. Prende il palo Carrieri e Nicola Spezzini. Un po' di nervosismo, ma sarà rimessa a 2. La pallina si era impigliata nella rete, forse, sì. Poi erano caduti i giocatori. Maggi sulla battuta e Cardella. Elia Cardella. Pesavento. Sta affilata, finta di tiro, anzi. Cardella, sta affilata da distanza, risponde Bertozzi. Risponda Biscicchi che lancia in contropiede Maggi. E c'è blu, no, c'è gol, cara occasione da gol, fallo con cara occasione da gol, fallo da ultimo uomo, fallo di squadra da ultimo uomo per il Forte. Balestrero, specialista di tiri diretti, affronta Mechini, forse deciderà per un tiro di prima intenzione. Qui potrebbero spegnersi le velleità della Pumas, che aveva visto ribaltarsi le occasioni. Con i gambali magistrale Mechini. Bellissima l'intervento, con grande sicurezza. Pesavento in forcing. Va a girare retroporta, cerca di beffare sul primo palo Bertozzi. 1 minuto e 06 secondi per ribaltare tutto, 1 minuto e 06 secondi per chiudere la stagione come si dovrebbe. Appena lo scalpo da parte di Mirko Bertolucci ai propri giocatori. Cardella. Pezzini. Pesavento in forcing, viene atterrato da giocatore del Forte dei Marmi, poteva essere il 10° fallo. ...52 secondi alla fine del match. Thomas Pezzini lotta come un leone su Biscicchi, poi si invola sulla destra, va in forcing, serie di finte, chiede di girare la palla Mirko Bertolucci. 30 secondi alla fine, staffilata deviata di Elia Cardella, ancora porta il blocco Elia, finta di tiro, 17 secondi. Elia
Nicolas. Cerca il tiro Nicolas. Ancora. Percussione di Pezzini che va alla corda di Bertozzi che dice no. Rimessa a 2. A 3 secondi dalla fine l'ultima occasione. Era stata ficcante la manovra di Nicolas Pezzini. Ma risultato fermo ancora sull'1-1. 3 secondi, impossibile. È possibile forse una deviazione sotto misura di Cardella, pallina alta, tiro, cerca a cercare il tiro. La sirena dice che può chiudersi qua. Questo Pumas ancora Forte dei Marmi 1-1, nonostante la differenza di classifica. La formazione di Roger Molina ha sfoggiato un hockey di grande sapienza in fase difensiva. Chiuso i varchi, ha chiuso la serie cinesca ai ragazzi di Mirko Bertolucci, è ripartito con ordine, più volte pericolosamente, specie nel secondo tempo. E tutto sommato pareggio che ci sta, anzi, alla fine lo si può accogliere di buon grado, ma si complica ora la situazione per quello che è l'obiettivo stagionale del secondo posto in classifica, i ragazzi di Mirko Bertolucci. Quindi squadre che si salutano. E terzo tempo fra i giocatori. Partita combattuta fino all'ultimo, che la Pumas poteva ribaltare. Punizioni di prima e il nono fallo del Forte dei Marmi. C'era quindi un potenziale doppio vantaggio alla portata che poi non è stato sfruttato. Anzi, c'è stato una punizione diretta per chiara occasione degli gol che ha riportato sotto il Forte dei Marmi, che per fortuna non ha realizzato. E l'errore dal dischetto è valso almeno un punto, è valso almeno il pareggio, è valso un punto alla classifica dei ragazzi di Mirko Bertolucci. Ancora si salutano le squadre, noi possiamo anche noi salutarci e un caro saluto a tutti e un ringraziamento ai telespettatori per averci accompagnato. Sì, c'è anche gli abbracci dei compagni all'esperto giocatore Maggi che appende i pattini al chiodo. Quindi un momento anche abbastanza emozionante, una vita fra le piste per Maggi. Condividiamo con lui questa ultima emozione, un grande applauso e un augurio per il proseguo di carriera, magari da allenatore. E con questa immagine commovente di Maggi noi ci lasciamo. È stato un piacere accompagnarvi per questi mesi dalla Coppa Italia per poi passare al campionato. Noi ci risentiamo per la prossima stagione, sempre carichi. Forza Pumas, da Dorando Petri è tutto. Io sono Paolo Razzarini, alla regia Luis Carrieri. A risentirci la prossima stagione. Grazie.